Cortina, regina delle Dolomiti, ma per Lisa, questo è il nome di fantasia, oggi ha il volto di una matrigna. Dipendente di Cortina Marketing, braccio operativo del comune ampezzano nella promozione turistica, Lisa vince il concorso pubblico bandito dalla Servizi Ampezzo nel 2022. Nel 2024 diventa mamma per la seconda volta e il suo percorso professionale inspiegabilmente diventa a ostacoli. Lisa vive a 70 chilometri da Cortina, ha un contratto a tempo indeterminato, ma dopo la maternità si è vista revocare ogni possibilità di lavoro agile. All'ennesimo no e consapevole di compiere un suicidio professionale, pur avendo un impiego pubblico a tempo indeterminato, con determinazione Lisa ha deciso di rendere pubblica la sua storia, non per se stessa, dice il suo legale, ma per tutte le donne che ancora oggi, nel 2025, sono costrette a scegliere tra il lavoro e la maternità. Sono state erette delle barricate in via a prioristica. Lo trovo francamente sconcertante. Lo trovo sconcertante anche perché è un atteggiamento non in linea, non al passo con i tempi. Ci sono delle possibilità di conciliare la famiglia, la vita e il lavoro, e che queste possibilità non vengano usate o ci si rifiuti a priori anche di considerarle, io lo trovo deludente. La vicenda è arrivata sul tavolo della consigliera di parità e dell'ispettorato del lavoro, ma alla prima convocazione l'azienda non si è nemmeno presentata. Successivamente c'è stato un contatto con la legale della società, irremovibile sulla concessione dello smart working nemmeno in formula mista, per non creare precedenti inesistenti al momento, secondo l'avvocato Borsato, visto che nessuno fra i dipendenti si trova nella condizione della sua assistita. Tutto questo ha di fatto chiuso i giochi e ci ha costretto in qualche modo a far emergere questa situazione di discriminazione. Ecco, nel 2025, soprattutto da un datore di lavoro partecipato da un ente pubblico che per visibilità dovrebbe dare l'esempio virtuoso, ecco, questa è la cosa che francamente lascia perplessi. La storia di Lisa lascia l'amaro in bocca e impone una riflessione sull'importanza di far emergere le discriminazioni verso le donne, le mamme, le lavoratrici, per continuare a lottare per i diritti di tutte le Lisa. È ammirevole anzi la tenacia che la mia assistita, la lavoratrice, comunque dimostra di avere per il semplice fatto di aver portato allo scoperto questa situazione.